Un incontro per illustrare e discutere insieme alle amministrazioni locali tutti i punti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un'occasione fondamentale per la rinascita del territorio della Valle del Liri e della Valcomino. Stiamo portando avanti una serie di incontri su tutto il territorio provinciale, abbiamo iniziato da Cassino e poi siamo passati alla seconda città del nostro comprensorio che è Sora. Continueremo così anche nelle prossime settimane andando su Frosinone, su Ceprano, su Anagni, su Veroli, perché abbiamo un'idea seria di sviluppo di questo territorio e vogliamo spronare quelle che sono le amministrazioni locali a fare squadra e a fare rete per portare a casa questi grandi risultati. È una grande opportunità per l'Italia, ma non dobbiamo scordare che sono soldi in prestito che l'Europa ci sta dando e noi abbiamo il dovere di non creare solamente dei debiti, ma creare dai debiti anche della ricchezza, soprattutto perché questi saranno dei soldi che dovranno restituire le future generazioni. E quindi ci sono delle opere strategiche come la trasversale che unisce il Mar Tirreno al Mar Adriatico, che passa proprio per questo territorio e che potrebbe riconnettere questa città ad altri territori del Lazio e ad altre regioni addirittura. E quindi abbiamo un obbligo morale e soprattutto un obbligo di appartenenza al territorio della provincia di Frosinone, spingere al massimo su queste opere. Ce ne sono altre in grande importanza, abbiamo il casello autostradale a Roccasecca, abbiamo la trasversale che unisce Fondi a Ceprano e abbiamo il raddoppio dell'ospedale di Frosinone, così come tutti i fondi che stanno arrivando per la sanità. Ecco, nel fare squadra con le amministrazioni locali, chiaramente io che sono il rappresentante di questo territorio in Regione Lazio ho il dovere di fare squadra con le amministrazioni appunto e spingere con la Regione per portare a casa un risultato per i nostri cittadini e soprattutto per il futuro dei nostri giovani. Ci troviamo questa sera a Sora appunto per fare uno dei primi incontri per mettere insieme un po' tutte le amministrazioni e puntare su un progetto importante sul territorio. Sicuramente è un lavoro che si deve fare in sinergia anche con la provincia e con tutti i comuni interessati per decidere uno dei progetti più importanti per portare insieme avanti tutti quanti. Il convegno, dal titolo PNRR le vie dello sviluppo, si è svolto nell'Auditorium De Sica in piazza Maier Ross a Sora giovedì 17 febbraio. Hanno partecipato all'evento, insieme al consigliere comunale di Sora Lino Caschera ed al consigliere della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli, tra gli altri il presidente del Consiglio provinciale di Frosinone Luca Zaccari e l'onorevole Mario Abruzzese. Il PNRR è una grande opportunità per questo territorio, noi intendiamo promuovere la conoscenza di questo strumento che deve essere un volano per il futuro di questa provincia, abbiamo molti progetti da sottoporre all'attenzione della Regione, dell'Europa e della provincia, noi speriamo che questi progetti possano essere quella realtà che collega questa provincia a quel futuro che ahimè da troppi anni purtroppo manca. Sora è una città tagliata un po' fuori dalle grandi vie di comunicazione, quindi l'autostrada del Sole e il treno ad alta velocità, e questa potrebbe essere una grande opportunità per rimettere questo territorio al centro che sta soffrendo perché è messo all'angolo dalle vie di sviluppo. Non a caso il tema che abbiamo scelto questa sera sono le vie dello sviluppo, proprio per rimettere Sora al centro della provincia di Frosinone. Nel corso dell'incontro, gli amministratori locali presenti hanno sottolineato l'importanza del PNRR, un'occasione unica che bisogna saper sfruttare per dare nuovo slancio al territorio. Una grande occasione l'incontro di questa sera per parlare in maniera collegiale delle opportunità del PNRR, di discutere e ragionare insieme sulle possibilità che questo territorio può intraprendere per accedere a questi importanti bandi, un'occasione unica per efficientare i nostri servizi e dare nuovo slancio a questo territorio sotto la matrice dei servizi, del turismo e di tutte le opportunità che possono venire da questa misura. È un'occasione che non possiamo perdere, ci sono molti incentivi che sono in partenza e che avranno la loro chiusura soprattutto a metà del mese di marzo, dopodiché avremo un secondo semestre in cui partiranno altre opportunità, quindi un invito è quello di accelerare il più possibile alla pubblica amministrazione e alle imprese che vogliono ottenere queste grandi occasioni che difficilmente torneranno.